Buongiorno e benvenuti in diretta, come sempre a Focus TG. Apriamo questa edizione nuovamente con l'allarme furti in abitazione, un allarme che sta colpendo tutta la regione. In apertura di Focus TG vi raccontiamo una storia di tentato furto in casa che ci porta a Marostica. Ci racconta tutto Nancy Galdi, che è in collegamento in diretta con la collaborazione tecnica di Cristian Roque Allende. Buongiorno Nancy. Sì, buongiorno da Marostica. Un altro tentativo di furto è successo domenica sera. Tantissima la paura. Siamo qui con Lorella Sacchetto. Dunque, che cosa è successo? È successo che domenica sera tra le 18:20 e le 18:25 mio figlio mi chiama dicendomi che sente dei rumori in casa. Mi chiede dove fossi e io appunto gli rispondo: ho appena parcheggiato qui sotto a casa, sono a casa. Allora mi fa: mamma, guarda che c'è qualcosa che non va. Allora in quel momento io intuisco che c'è qualcosa di grave, perché mio figlio che mi chiami con la voce rotta così non è mai successo. Premetto che mio figlio ha 25 anni e di conseguenza mi precipito all'interno della mia abitazione, e mi accorgo appunto che la finestra è rotta, aperta. Ci incontriamo, mio figlio, tra la scala del piano superiore e il piano terra, e con fare diciamo molto preoccupato mi dice: mamma, guarda che è entrato qualcuno. In quel mentre io ho visto una figura prima di entrare in casa, un'ombra diciamo, ed è scappato dalla recinzione del mio vicino. Praticamente ha fatto un salto di 2,5 metri e poi il mio vicino mi riferisce che c'è questo individuo che appunto lui è uscito di casa sentendo il cane che continuava ad abbaiare, e mi ha detto appunto che ha visto questo individuo saltare un cancello di 1,70 metri con una mano, sembrava un cerbiatto. Loro sono entrati dalla finestra del piano terra. Esattamente, dalla finestra del piano terra, come potete vedere, hanno forzato la finestra sia con penso un arnese, e poi hanno bucato anche il serramento, e da lì hanno avuto accesso alla mia abitazione. Entrando hanno sbattuto la finestra, poi credo sia inciampato sulla sedia, e sentendo mio figlio che chiamava: mamma sei tu, ho sentito appunto questo rumore, mio figlio ha sentito il rumore, questo rumore bruttissimo, hanno preso 2 coltelli praticamente, sentendo che c'era qualcuno in casa, loro si sono armati, non di arma propria ma di qualcosa che poteva offendere mio figlio a questo punto. Erano pronti dunque, però poi sono scappati. Sì, sono scappati, non hanno avuto il tempo, sia per la tempestività che ha avuto mio figlio nel sentire il primo rumore chiamando, e sia la fortuna che io arrivassi in casa in quel momento e parcheggiassi la macchina nel parcheggio dove da loro hanno avuto accesso. Un grande spavento. Un grande spavento, ti senti non tutelata, ti senti violata dalla tua privacy, ti senti minacciata, perché a questo punto, realizzando dopo cosa poteva succedere, io veramente dico di fare molta attenzione, però purtroppo l'attenzione che noi abbiamo, che io ho anche l'abitudine di chiudere la porta a chiave anche se mio figlio è all'interno dell'abitazione, oppure se vado fuori un attimo, loro se vogliono entrano in qualsiasi maniera. Grazie a Lorella Sacchetto e grazie a Cristian Roque alla parte tecnica. Da Marostica per ora è tutto. Filippo, ti restituisco la linea. E grazie a Nancy Galdi per questo collegamento da Marostica. Noi ci spostiamo di pochissimo perché andiamo a Rosà, dove si sono purtroppo registrati anche in quel territorio dei furti. La sindaca Mezzalira invita i cittadini a denunciare sempre le forze dell'ordine. Furti
Furti e tentati furti in abitazione. Siamo a Rosà, nella zona vicina al cimitero, dove nei giorni scorsi i ladri sarebbero tornati ad agire dopo un periodo di calma apparente, approfittando dell'assenza dei padroni di casa in un orario che si aggira tra le 7 e le 9 di sera. Cresce la preoccupazione tra i residenti, come conferma la sindaca Elena Mezzalira, che ancora una volta lancia un chiaro appello alla cittadinanza. Chiaramente non sono notizie che fanno piacere. Io purtroppo ho qualche notizia frammentaria, magari che arriva attraverso i social, non abbiamo segnalazioni, quindi non abbiamo cognizione precisa di come siano avvenuti i fatti. Per questo io auspico che venga fatta denuncia in modo che i carabinieri possano avere tutte le informazioni utili, le immagini che possano servire per fermarli. Un'attenzione al territorio a 360 gradi, dice Mezzalira. E in questo caso, se l'orario è quello prima di cena, anche la nostra polizia locale è comunque in servizio e abbiamo dato indicazione che giri che nelle zone abitate, quindi nei nostri quartieri. Abbiamo anche incontrato i quartieri, abbiamo avuto disponibilità da parte anche del maresciallo dei carabinieri, quindi teniamo un filo diretto anche proprio con i presidenti di quartieri per avere una maggior cognizione di quello che sta accadendo. E ancora una volta, dichiara, resta fondamentale il controllo di vicinato. È importante riavvisare gli altri, i vicini di casa. A volte le immagini, sebbene noi abbiamo telecamere diffuse, non è facile perché sono coperti, hanno cappucci, non c'è, magari è buio, sono nascosti, quindi non sempre possono essere funzionali per individuarli. Sicuramente possono essere un deterrente, però i primi dobbiamo essere noi. Paura e danni per furti anche a Pero di Breda di Piave, dove i ladri hanno tentato l'irruzione nella casa di una donna di 91 anni. Divelte le inferriate, forse con una mazza, i delinquenti si sono poi dati alla fuga sentendo le urla dell'anziana. Era forte che ha tremato tutta la casa e pareva un terremoto. È per questo che dopo sono saltata sulla sedia che stavo ascoltando lo rosario, ha capito? Il ferro là sicuro che ha buttato di peso. Le inferriate scardinate e gettate a terra, i danni alla finestra, la porta d'ingresso forzata con un piede di porco, dentro casa la signora Valdina Pavan, 91 anni, che sta recitando il rosario, la TV è accesa, sono da poco passate le 8 di sera, alle porte di Pero, frazione di Breda di Piave, quando i ladri tentano di fare irruzione usando una violenza inaudita quanto ingiustificata. Facile che siano state usate delle mazze. Il giorno dopo calcinacci sono ancora a terra, con Valdina che con estrema lucidità torna su quegli attimi di sconcerto e concitazione, dimostrando tutto il suo carattere. Allora mi sono alzata, ho aperto la porta e ho visto che c'era qualcosa che non andava di fuori. E così mi sono messa a gridare che c'erano i ladri, e ho preso il telefono e ho chiamato i carabinieri al 112. Prima ho sbagliato, ho fatto 118 e dopo ho fatto 112 e i carabinieri sono venuti fuori. Ha capito? Qui da Spresiano. Probabilmente i ladri prima del raid avevano anche suonato il campanello, racconta sempre Valdina, e non è escluso pensassero che in casa non ci fosse nessuno. Di certo le urla della 91enne li hanno messi in fuga tra i campi. Loro sono scappati, non ho visto nessuno. Per fortuna, perché mancava quanto? Neanche un minuto che si rientrai, perché la finestra di dietro è grande. Hai capito? Valdina oggi sorride e pensa allo scampato pericolo, al fatto di non esserseli trovati davanti. Mai paura, ci dice, raccontando la sua vita di sacrifici in Svizzera come maestra di sartoria, una storia di tenacia ma anche di fede. A parte scherzi, ma che ne ho provate tante. E mi do curaio perché in casa di riposo non ho. Perché sono stata a gamba per fare un po' di riabilitazione, ma non è che se stai bene, sai. Meglio che sto a casa, per fortuna, perché ho l'angelo custode che mi è sempre da vicino, perché mi prego tanto. È l'angelo custode, prego sempre, prego anche i miei morti qua, però è l'angelo custode che ha le ali lui, e allora avendo le ali è più vicino, hai capito? E furti o tentati furti con scassi e le automobili si stanno registrando al quartiere Pertini a Mestre, un quartiere noto per le battaglie dei suoi residenti contro le occupazioni abusive delle case sfitte. Il Comitato Cittadini chiede maggiore presenza delle forze dell'ordine. All'inizio ho visto tutto disordinato in macchina e ho detto
spero non sia la mia macchina, invece era la mia macchina, e poi visto che mi hanno rotto il vetro e hanno aperto la macchina, però non hanno rubato niente in realtà. Aveva appena finito il turno di lavoro nella sede del quartiere Pertini, quando la giovane dipendente ha notato qualcosa che non andava alla sua auto, un colpo secco al finestrino posteriore. Cercavano forse qualcosa e sul lato davanti del passeggero vicino al mio mi hanno lasciato dell'erba, delle cartine e dei filtri lasciati là così, quindi non so se siano fumati dentro qualcosa o altro. Da una decina di giorni registriamo furti nelle macchine parcheggiate qui al quartiere Pertini nel lato chiesa. Il parcheggio di via Pertini, adiacente all'edicola, accanto alla chiesa e a 2 passi dalla fermata del bus che in pochi minuti porta a Venezia, è sempre molto frequentato proprio perché punto strategico per raggiungere con i mezzi il centro città, nonché utilizzato dai tanti residenti delle palazzine vicine. Dopo i primi scassi, il comitato Pertini si è mosso per allertare i cittadini. Stiamo ricevendo un sacco di telefonate e di persone che ci dicono e ci incoraggiano a fare un controllo su questa cosa. Il quartiere subiva occupazioni abusive, spaccio di droga, furti, rapine, c'era un po' di tutto. Dopo un periodo abbastanza lungo di tranquillità, trovarci a interessare di nuovo a furti ci sembra quasi di cadere indietro di parecchi anni. E proprio per non rivivere i momenti peggiori che il quartiere ha vissuto, la richiesta del comitato è quella che il quartiere torni ad essere presidiato. Chiediamo sicuramente che ci sia maggiore attenzione, ci sono anche 2 parcheggi per la polizia locale, chiediamo che ogni tanto, ecco, anche negli orari magari serali, se ci fosse la possibilità di un controllo. Allora da Mestre ci spostiamo nel Trevigiano, andiamo a Chiarano in compagnia di Christian Arboit, perché in questo caso parliamo di un assalto a un bancomat o forse un postamat, da quello che lo vedo al tuo fianco. Christian, raccontaci tutto. Sì Filippo, un postamat per l'esattezza, questi gli effetti di una nottata folle qui a Chiarano. Siamo in pieno centro, a pochi passi dal municipio. L'assalto, o meglio il tentato assalto verso l'1 di notte con questa banda criminale che è entrata in azione, ma che è stata vista sia da un residente che ha subito lanciato l'allarme, sia appunto è stata in qualche modo anche beccata dal sistema della videosorveglianza e dal sistema dell'allarme appunto dell'ufficio postale, un combinato disposto che ha subito allertato i carabinieri di Cessalto, che sono arrivati sul posto e che hanno di fatto impedito che l'assalto criminale fosse portato a termine, però con delle conseguenze. La banda è scappata, ma l'ordigno, la cosiddetta marmotta, o perlomeno parte di questa marmotta, che è l'ordigno che si inserisce proprio nella fessura dei postamat e dei bancomat per farli esplodere, parte dell'ordigno è rimasto all'interno e appunto sembrava attivo. Da qui l'intervento sindaco degli artificieri dell'Arma dei Carabinieri. Allora qui con me il sindaco di Chiarano, Stefano De Pieri, che saluto e ringrazio. Sindaco, insomma è stata una notte molto concitata. Sì, una notte movimentata. Devo dire che anche questa volta siamo stati fortunati, perché la presenza dei carabinieri di Cessalto in servizio ha fatto in modo di poter intervenire prontamente e quindi fare in modo che il reato non arrivasse a buon fine. Ecco, da sottolineare anche il fatto che la prima segnalazione è partita da un residente. Questo ha consentito ai carabinieri di essere ancora più celeri. Sì, l'intervento dei cittadini è sempre di grande aiuto, anzi, come detto anche nell'ultimo incontro che abbiamo svolto sulla sicurezza e come ricordato dal comandante dei carabinieri Meneghetti, ci deve essere la collaborazione. I cittadini non devono aver paura di segnalare, anche quando si può trattare di piccole cose o di inezie. Ecco,
qui. Poi insomma questa banda si è data alla fuga, c'è stato un inseguimento da parte dei carabinieri, pare di sì, insomma. Sembrerebbe di sì, però ovviamente gli inquirenti per il momento non danno molte notizie a riguardo. Ecco, tra l'altro forse un'auto è stata ritrovata, ma questa sera saremo sicuramente più precisi. È chiaro che l'indagine è in corso, c'è tutto il riservo del caso. Sindaco, non è la prima volta che succede qualcosa di grave qui a Chiarano. Nell'ultimo anno abbiamo raccontato di una sparatoria, di un tentato omicidio, peraltro nel bar qui a fianco che adesso è chiuso. Abbiamo raccontato di un assalto in villa circa un mese e mezzo fa, 2 mesi fa. C'è un problema sicurezza. Allora, il problema sicurezza fondamentalmente non c'è, nel senso che essendo un comune di confine, ma non di confine regionale, ma di confine tra 2 caselli autostradali, ovviamente la movimentazione della delinquenza è molto più facile sia in entrata che in uscita. Poi Chiarano, che è un comune sviluppato lungo un'arteria provinciale e quindi una linea dritta, è ancora più facile muoversi. Diciamo che la logistica non vi aiuta da questo punto di vista? Assolutamente no, rispetto a altri centri storici dove ovviamente è molto più difficile scappare e raggiungere un casello autostradale. La buona notizia è che a stretto giro arrivano nuove telecamere da qui a Fossalta. Sì, entro un paio di mesi verrà completato l'installazione del nuovo sistema di videosorveglianza che con 14 telecamere andrà a mappare e monitorare l'intero territorio comunale, verificando qualsiasi mezzo che possa entrare e uscire dal nostro territorio, ovviamente lungo le nostre strade. Gli artificieri qui intanto hanno operato fino alle 10:30 di questa mattina, hanno messo in sicurezza l'area. Che cosa si sente di dire ai suoi concittadini, Sindaco? Di stare tranquilli perché comunque i carabinieri e le forze dell'ordine ci sono, che il sistema di videosorveglianza verrà prontamente realizzato, che verrà potenziato il servizio di polizia locale anche con gli altri comuni e sempre vigili e attenti e segnalare e collaborare. Grazie Sindaco Stefano De Pieri, grazie al comandante della polizia locale. Per il momento da Chiarano è tutto. Filippo con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie anche a Cristian Arboit per questo collegamento in diretta da Chiarano. In provincia di Treviso noi invece andiamo in provincia di Vicenza. Anche qui ci sono località nel mirino dei ladri, Valdagno in particolare, con 3 colpi in pochi giorni. I residenti non si sentono più al sicuro. Non è la prima volta che succede, abbiamo avuto tanti episodi anche questa casa qua negli anni scorsi e niente. Non vi sentite al sicuro quindi? No, non se ne viene fuori. È la preoccupazione di un vicino a dare il volto alla scia di furti che sta allarmando Valdagno. 3 colpi in pochi giorni. Via Chiesa, nella frazione di Piana, è stata presa di mira per ben 2 volte nel giro di poche ore. Nel primo caso, dopo aver forzato un infisso, i malviventi si sarebbero introdotti in una camera da letto, mettendola completamente a soqquadro. I ladri però sarebbero stati messi in fuga dall'allarme senza riuscire a rubare nulla. Nel secondo colpo, invece, sono riusciti a portare via gioielli e ancora in fase di quantificazione. I residenti di questa zona non si sentono più al sicuro. Sono entrati qua al piano terra da dietro, dove è più nascosto e si può entrare facilmente perché è buio e perché i garage dietro danno su un campo e dunque è facile entrare. E dopo qui, nelle case dietro questo muro, sono entrati prima, però sono stati messi in fuga dall'allarme. E c'è stata una segnalazione di uno scooter che girava? Sì, dicono che c'era una persona con lo scooter, con il casco rosso, che teneva d'occhio la zona e qualcuno quella sera lì ha visto anche gente con le torce puntate sulle case. Il terzo furto è venuto in centro a Valdagno, in via Fusinato. I carabinieri sono ora al lavoro per capire se i 3 episodi siano collegati. Nel frattempo l'amministrazione comunale si è attivata, sollecitando anche i controlli di vicinato. La nostra speranza è appunto che riescano a individuare quanto prima gli autori di questi furti. L'attenzione, appunto, come dicevo, rimane alta da parte nostra. Il massimo impegno per continuare a sostenere la costituzione di gruppi di controllo di vicinato. Ci sono anche dei rappresentanti di altri quartieri che sono venuti e ci hanno manifestato l'intenzione e l'interesse a capire meglio in che cosa consiste e come funziona. Li incontreremo anche questa settimana e poi è importante continuare a implementare il sistema di videosorveglianza.
Ci spostiamo a Padova, dove ci sono vissuti momenti di paura in una pizzeria nella quale un 35enne è entrato con una spranga minacciando i clienti. Era entrato in una pizzeria di Via dei Colli a Padova agitando una spranga e seminando il panico tra i clienti minacciati per poi fuggire dal locale. È sabato sera quando la centrale operativa dei carabinieri viene allertata. Giunti sul posto, i militari del NORM della compagnia di Padova hanno prima sentito i presenti, poi iniziato le ricerche che hanno portato a rintracciare l'uomo nella stanza di un casolare abbandonato che si trova vicino alla pizzeria. Si tratta di un 35enne nordafricano senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. Nella stanza dove si era rifugiato è stata anche recuperata la spranga che si è rivelata essere un troncarami telescopico in acciaio della lunghezza di 85 cm. Il 35enne è stato denunciato per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere. Il troncarami è stato sequestrato. E adesso ci colleghiamo in diretta con Padova, parliamo del carcere Due Palazzi e della morte di Matteo Ghirardello avvenuta giovedì scorso. La procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio davanti all'istituto di reclusione. I centri sociali sono in presidio, tra poco lo vedremo in diretta. In collegamento per noi c'è Chiara Gaiani con Federico Cibotto. Buongiorno Chiara. Sociali hanno allontanato queste persone dai Sì, Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come vedete dall'immagine del collega Andrea Cibotto, è iniziato davvero da pochi minuti il presidio di alcuni esponenti del centro sociale Pedro, ma ci sono anche i comitati di base ed esponenti di Rifondazione Comunista. Lo slogan che è espresso nelle striscioni che vedete alle mie spalle parla chiaro: contro l'inferno carcerario, basta morti di Stato. Stanno raccontando che cosa è accaduto negli ultimi giorni. Padova comunque sta vivendo giorni di grande preoccupazione dopo le due morti avvenute all'interno del carcere Due Palazzi di Padova. Martedì scorso, esattamente una settimana fa, un uomo di 73 anni che stava per essere trasferito dall'ala di massima sicurezza che sta per essere chiusa qui nel carcere Due Palazzi di Padova. 2 giorni dopo un giovane di 34 anni, Matteo Ghirardello, lo dicevi poc'anzi, una morte su cui la famiglia di Matteo Ghirardello ma anche il suo avvocato difensore chiedono di fare piena chiarezza, perché ci sono dei dubbi su che cosa sia accaduto, tanto che la procura di Padova ha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio. Noi continueremo a seguire il presidio annunciato per circa un'ora qui davanti. C'è, tra l'altro, lo possiamo vedere anche dalle immagini, un imponente schieramento di forze dell'ordine presenti davanti alle Due Palazzi, gli agenti del reparto mobile, carabinieri e anche la polizia locale di Padova. Ecco, noi continueremo a seguire il presidio, ma vi lasciamo all'intervista che abbiamo raccolto con l'avvocato che per anni ha difeso Matteo Ghirardello, si chiama Letizia De Ponti, poi la linea può tornare a voi. È sicuramente stato un colpo per me a livello anche personale, essendo un mio assistito di oltre 10 anni. Era una persona che conoscevo molto bene, una persona che peraltro stava terminando di scontare la sua pena ed era in procinto di avviare con me una domanda di affidamento in prova per concludere gli ultimi anni di esecuzione pena fuori dalla struttura carceraria. Chiederemo alla Procura di indagare sulle ultime ore e sugli ultimi giorni di vita di Matteo Ghirardello. Perché? Perché il ragazzo nei giorni scorsi era stato picchiato da un gruppo di altri detenuti e picchiato in modo molto pesante, tanto che aveva un ginocchio malmesso. Il ragazzo, prima di chiedere, dare un'infermeria e di chiedere di essere portato a un pronto soccorso, di essere visitato, aveva aspettato qualche giorno perché non osava denunciare. Quando lo ha fatto essendo poi chiaramente medicato in primis dall'infermeria del carcere, ma poi anche presso il pronto soccorso, perché è stato accompagnato, credo 3 giorni dopo che sono avvenuti i fatti, quindi
proprio 3 giorni dopo. Sì. Siete rivolti alla Procura di Padova perché faccia chiarezza e sarete presenti anche con un vostro perito di parte? Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi c'è da capire che cosa è capitato in quelle 3 ore per arrivare lì, se è arrivato da solo, se è stato istigato a farlo o se è successo altro. Chiaramente noi non possiamo che confidare chiaramente che la giustizia faccia il suo corso e facciano tutte le indagini del caso. Ecco, per noi l'importante è dare dignità a questa morte e dare delle risposte, in modo tale che quantomeno, per quanto una famiglia pianga con sofferenza la perdita di questo ragazzo, quantomeno sappia che cosa gli è successo. Ed ora parliamo dell'arresto di un narcotrafficante originario di Chioggia, latitante da parecchi anni, che è stato localizzato e arrestato in Colombia e ritenuto a capo di una rete attiva tra il Sud America e l'Europa. Va segnalato come la Procura e i Carabinieri non hanno mai smesso di cercare questa persona. L'abbiamo cercata in Europa, l'abbiamo cercata fuori dall'Europa, l'abbiamo inseguita in diversi stati esteri e alla fine, nei giorni scorsi, è stata arrestata. Tradito dal tatuaggio sul petto ripreso dal drone. Così è stato arrestato in Colombia dopo 3 anni di latitanza in cui i carabinieri non hanno mai smesso di cercarlo, il narcotrafficante chioggiotto Lorenzo dei Meneghetti. Il 30 gennaio nella villa in cui viveva a Santa Marta mentre si rilassava in piscina. Grazie al servizio di cooperazione internazionale Interpol siamo riusciti a individuare con una cooperazione con la polizia colombiana l'area dove il latitante si stava rifugiando. Il nostro personale è stato inviato in Colombia, lo scambio di informazioni con le autorità colombiane ha portato a individuare con esattezza la casa dove lui si trovava e lì è stato utilizzato un drone della polizia colombiana che dall'alto è riuscito a certificare, a dimostrare che si trattasse veramente del nostro latitante, che noi non vedevamo comunque da 3 anni. In particolare, siccome stava in piscina, era esposto un tatuaggio che ci ha dato la conferma e quello ha fatto scattare il blitz e la cattura. L'indagine condotta dal nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia con attività tecnica e analisi di flussi finanziari è iniziata a febbraio 2023, quando dei Meneghetti aveva fatto perdere le tracce raggiunto da un ordine di carcerazione per un cumulo di pene a seguito della condanna a 9 anni di reclusione. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire il percorso di fuga dalla stazione di Mestre. Nella sua fuga ha cambiato spesso città e mezzi di trasporto, quindi dall'Italia è passato in Marsiglia per poi andare nei Caraibi, in varie zone dei Caraibi, fino poi in terraferma, spostarsi e arrivare nella città di Santa Marta in Colombia. Con documenti falsi intestati a un cittadino rumeno aveva acquistato un biglietto per una crociera a Tobago e una volta sbarcato si era rifiutato di salire a bordo facendo perdere le proprie tracce. È in carcere in Colombia. Sì, è in carcere in Colombia, adesso si stanno avviando tutte le procedure perché lui dovrà comunque scontare il suo debito con la giustizia italiana. Dei Meneghetti, a cui sono contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e lesioni personali aggravate dall'uso di armi, era già stato arrestato in flagranza nel 2013 per aver ceduto 11 kg di marijuana ed era ritenuto un elemento di spicco di un'associazione a delinquere che a Chioggia e a Milano gestiva lo spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dai Balcani, dal Marocco o dalla Spagna. Ed ora ascoltiamo le parole di Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, i 2 poliziotti del reparto mobile di Padova, aggrediti e feriti negli scontri di Torino, ripresi in un video che è poi diventato virale. Ecco la ricostruzione di quanto è avvenuto. Penso che chiunque avrebbe avuto paura, ma con tutti gli addestramenti che facciamo sono riuscito a gestire al meglio la paura. Alessandro Calista ricostruisce con lucidità quanto è accaduto sabato pomeriggio a Torino, quei 12 lunghissimi secondi in cui si è trovato accerchiato dai manifestanti, aggredito a colpi di martello. Doveva essere una manifestazione pacifica e invece sì, è diventata tutt'altro. Gli attacchi dei manifestanti arrivavano da tutte le parti e quindi cercavamo di contenere un po' il tutto. Poi mi sono ritrovato nella ressa e
mi hanno spinto giù e da là è successo quello che è successo. Il poliziotto del reparto mobile di Padova è tornato a casa dalla compagna e da suo figlio. 20 giorni di prognosi, ma ha rischiato la vita. Poteva finire come Filippo Raciti, ha detto il questore di Padova Marco Dorisio durante la commemorazione del 19° anniversario della morte del poliziotto di Catania, avvenuta nel 2007 durante gli scontri allo stadio nel derby contro il Palermo. Per questo Alessandro ringrazia la sua squadra e il collega Lorenzo che lo ha protetto con lo scudo. In particolare ci tengo a ringraziare mio collega, fratello, Angelo Custode, Lorenzo, che mi ha tirato via da tutto il casino e mi ha salvato la vita. Lorenzo Virgulti è il poliziotto che nel video si vede arrivare e proteggere Alessandro. Anche lui è rimasto ferito. Quando ho visto il collega accerchiato e aggredito, mi sono subito avvicinato verso di lui e l'ho protetto con lo scudo, come avrebbe fatto qualsiasi altro collega se l'avesse visto prima di me. Infatti sono arrivato qualche secondo prima degli altri che subito sono arrivati in supporto e tutti insieme, con tutta la squadra, abbiamo esfiltrato il collega dalla zona un po' più calda, un po' più pericolosa. Come è stato preannunciato da questo servizio, il questore di Padova ha fatto visita ai 18 agenti feriti a Torino e durante la commemorazione della morte di Filippo Raciti è intervenuto sui gravi fatti di sabato a Torino. Attacchi preordinati, di attacchi proditori, studiati, organizzati, aventi come obiettivo chi indossa l'uniforme, i poliziotti che erano lì, in quanto chi indossa l'uniforme rappresenta lo Stato. La cruenza e la violenza sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo rischiato un'altra vittima del dovere. Il questore di Padova, Marco Dorisio, non ha dubbi. Nella guerriglia di Torino, durante il corteo per il centro sociale a Scatassuna, l'agente Alessandro Calista ha rischiato di perdere la vita. Parole dette durante la cerimonia di commemorazione dei 19 anni della morte di un altro poliziotto, Filippo Raciti, morto a Catania il 2 febbraio del 2007 durante gli scontri allo stadio nel derby con il Palermo. Il poliziotto del reparto mobile di Padova, Calista, è ritornato in città dopo le dimissioni dall'ospedale di Torino. Le indagini della Digos e l'analisi dei filmati che riprendono il pestaggio del poliziotto dimostrano la premeditazione dell'azione. Dalle prime indagini sembra che si tratti di un atto criminale preordinato che ha manifestato tutta la sua violenza. Le scene ci restituiscono uno scenario di guerra vera e propria. Il prefetto di Padova spera di poter incontrare Alessandro Calista insieme al collega Lorenzo Virgulto, che lo ha aiutato a mettersi in salvo ed è rimasto a sua volta ferito. Anche il questore Dorisio ha sentito al telefono il poliziotto e sono riusciti anche a scherzare sulle comuni origini abruzzesi. Abbiamo sorriso, lui ha detto ecco questo mi ha salvato perché noi abruzzesi abbiamo la corazza dura, richiamandoci alla Maiella, che è il massiccio della Maiella, quindi anche un momento, mettersi alle spalle il peggio è passato e quindi ricominciare. Anche dalle istituzioni locali la vicinanza ai due poliziotti feriti a Torino, ma tante anche le attestazioni di solidarietà dei cittadini, centinaia le lettere arrivate in questura a Padova che il questore ha voluto leggere commosso dall'affetto della gente. Poi insieme al prefetto ha fatto visita agli altri 18 poliziotti feriti. Intanto all'arresto del 22enne toscano per le violenze di sabato contro il poliziotto padovano si sono aggiunti altri 2 fermi e 24 denunce. Ora parliamo di una frode sul bonus facciate che è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza. 1,5 milioni di euro su crediti di imposta, beni e denaro è stato sequestrato dai finanzieri di Vicenza nell'ambito di una clamorosa indagine inerente un giro di fatture false emesso per bonus facciate attuato tra il 2021 e il 2022. Al centro delle indagini un imprenditore vicentino che, secondo l'accusa, attraverso il meccanismo dello sconto in fattura ha generato e ceduto crediti di imposta falsi a danno di 21 committenti. Gli immobili interessati sono ubicati nelle province di Vicenza, Mantova,
Padova e Verona. Il GIP del Tribunale di Vicenza inoltre ha colpito 2 soggetti indagati a vario titolo per reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa aggravata e autoriciclaggio. L'impresa edilizia incaricata dei lavori, oltre a non averli eseguiti pur avendo incassato un anticipo del 10%, avrebbe trasferito arbitrariamente nel proprio cassetto fiscale i crediti di imposta che spettavano ai committenti. Indagato inoltre un terzo soggetto per l'erogazione di ulteriori crediti di imposta per un intervento edilizio simulato senza vantare diritti reali e il consenso dei legittimi proprietari. A Vigonza invece è stata scoperta e sequestrata una fabbrica per la produzione clandestina di sigarette in un'operazione che è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo. I macchinari erano fermi al momento del blitz, ma all'interno l'attività di produzione di sigarette di contrabbando di lì a poche ore sarebbe stata fiorente. È un capannone di via Iulia, zona artigianale di Vigonza, quello sottoposto a sequestro preventivo dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo con il supporto della Guardia di Finanza di Padova. Oltre €1 milione il valore dell'impianto organizzato in grado di produrre ogni giorno 2 milioni di sigarette. Macchinari e attrezzature di ultimissima generazione in grado di realizzare cicli di produzione ad altissima intensità e di generare profitti illeciti su base annua stimati in oltre 120 milioni di euro, con un grave danno per le finanze pubbliche nazionali e dell'Unione Europea. Nei 5.000 metri quadrati della fabbrica i finanzieri hanno trovato e sottoposto a sequestro 5,5 tonnellate di sigarette, 16 tonnellate di tabacco, 16 bancali di materiale per il confezionamento dei pacchetti di sigarette. L'individuazione del sito è avvenuta all'esito di un complesso lavoro di indagine che si è avvalso di sofisticati sistemi di monitoraggio, tra cui l'utilizzo di droni. All'atto dell'intervento sono state rinvenute all'interno della struttura oltre 20 tonnellate di tabacco e di sigarette riportanti i loghi di note marche già pronte per essere immesse sul mercato. Trovati inoltre jammer rilevatori di frequenza utilizzati dagli indagati per ostacolare le attività investigative. 3 denunciati per detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e contraffazione di marchi. Si tratta di 3 moldavi che sono stati trovati all'interno del capannone. Allora ci trasferiamo a Chiampo e parliamo di PFAS perché sono stati avviati i controlli a carboni attivi nel centro idrico di Grumello al servizio di 12.800 utenze tra Arzignano e Chiampo. Per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina con il sindaco di Chiampo Filippo Negro che è anche delegato provinciale all'ambiente. Avviati i filtri a carboni attivi nel centro idrico di Grumello, investimento di acque del Chiampo da circa 1,2 milioni. L'obiettivo è PFAS zero e di questo ne parliamo con il sindaco di Chiampo e anche assessore provinciale all'ambiente. Sì, davvero io sono molto felice ed orgoglioso di questo grande investimento che Acque del Chiampo ha fatto nel nostro territorio. Sono entrate in funzione 6 filtri a carboni attivi in grado di filtrare l'acqua in accesso dai pozzi Grumello e ridurre appunto il quantitativo di microinquinanti nell'acqua prelevata. Si tratta di un lavoro molto importante, il centro idrico di Grumello ha un serbatoio di 1500 metri cubi in grado appunto di conservare l'acqua filtrata che è a servizio di quasi 13.000 utenze tra Chiampo ed Arzignano. Ecco, l'obiettivo è PFAS zero per tutto il territorio di Chiampo. Sì, la società Acque del Chiampo, come deciso appunto da tutti i soci, sta facendo dei grandi investimenti per garantire l'acqua a PFAS zero in tutti i 10 comuni soci. Siamo partiti giustamente dalle aree più colpite dall'emergenza PFAS, sono stati installati filtri a carboni attivi a Lonigo, a Montecchio Maggiore e a Brendola. E adesso appunto gli investimenti della società si stanno spostando anche in quelle che non erano le zone rosse, ma per far sì di garantire appunto a tutti i comuni soci di poter erogare acqua a PFAS zero. Ecco, l'avete sentito, importanti investimenti per acqua a PFAS zero. Io ringrazio il sindaco di Chiampo per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini. Disabile morì cadendo dalla rampa della pasticceria Olivieri ad Arzignano. È stato chiesto il processo per 8 persone, l'accusa è di omicidio colposo. Daniele Moretto scivolò nel vuoto da una rampa senza protezione.
Un attimo, una barriera che non c'era. Il 56enne, costretto su una carrozzina elettrica, morì sbattendo violentemente la testa. Accade il 6 marzo 2024, all'ingresso del plateatico della pasticceria Olivieri 1882 di Arzignano, mentre stava semplicemente entrando in un locale pubblico, come ogni cittadino dovrebbe poter fare in sicurezza. Una tragedia che non doveva accadere. Oggi, a quasi 2 anni da quel giorno, il PM Camilla Menegoni ha chiesto il rinvio a giudizio per 8 persone. Sono gli accompagnatori della vittima, Antonio Marchioretto, Arianna Tonioni e Ida Pasqua Ballardini, della struttura Giardino dei Tigli di Altavilla, assistiti dall'avvocata Monica Rizzi, perché a causa della loro presunta disattenzione non si erano accorti che Moretto aveva sbagliato strada. Inoltre, l'architetto Marcello Gagliotto, 39 anni, di Arzignano, difeso dall'avvocato Giuseppe Principe, perché in qualità di progettista non avrebbe vigilato sull'esecuzione dei lavori del parapetto e poi avrebbe dichiarato al comune la conformità di lavori in realtà mai eseguiti. Ancora sono a processo i titolari della pasticceria, Oliviero Olivieri e la moglie Patrizia Vittoria Scalzolaro e i figli Nicola e Andrea, difesi dagli avvocati Cristina Zanini e Gaetano Crisafi. Per tutti e 8 gli imputati l'udienza è fissata l'11 marzo. L'accusa è a vario titolo di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza e sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Si sono costituiti parti civili i familiari della vittima con l'avvocato Davide Picco, che chiedono un risarcimento di €500.000. È una tragedia che riporta al centro il tema della sicurezza e dell'accessibilità degli spazi pubblici, soprattutto per le persone più fragili. Torniamo ancora a parlare di furti in abitazione, perché c'è stata una raffica di colpi anche tra Mareno e Santa Lucia di Piave. In questo caso però sono state rilevate le impronte digitali. Io sono uscito verso le 3 e sono ritornato a casa verso le 18:15, 18:30 e ho trovato la finestra spaccata, tutti i vetri per terra. Poi sono entrati e hanno fatto disastro perché hanno ribaltato tutto. Dal bagno alla cucina, passando per la camera da letto, il sottoscala, la casa di Otello Carnielli in via San Michele sul confine tra Mareno e Santa Lucia di Piave è stata passata letteralmente al setaccio dai ladri, delinquenti che per entrare hanno usato le cattive maniere prendendo a mazzate la finestra affacciata sul cortile. Una mazza, sì, perché era un vetro doppio, diciamo, ma era imponente, grossissimo, diciamo. Ho lavorato più di mezz'ora per raccogliere tutti i pezzi di vetro. Non è escluso che i ladri stessero cercando una cassaforte o quantomeno una cassetta di sicurezza, che peraltro non esiste, accontentandosi poi di 2 orologi e qualche gioiello per un valore non superiore ai €1.000. Molti di più i danni, fa intendere il signor Otello, che resta con il sospetto di essere stato spiato nei suoi movimenti. È arrivato la polizia alle 7 circa ieri sera, è arrivata la polizia e poi è arrivata la scientifica, hanno rilevato le impronte, però la maggior parte sono le mie impronte perché ci abito io a casa mia. Non un caso isolato da queste parti, con le chat dei residenti intasate per l'intero weekend di allerte e segnalazioni. Ugo Pizzinato è tra i residenti più attivi, promotore di un gruppo WhatsApp dedicato proprio a via San Michele. Cerco sempre di invitare a non far scaturire violenza, perché tanta gente parla, adesso ultimamente si parla di fucili, di pistole, mi prendo questo, mi prendo quello, gli do una scarica, cioè calma, perché poi si alza il livello, perché se il ladro si aspetta di venire a casa nostra in tranquillità e bene o male, tanto la giustizia italiana non è che faccia più di tanto, scusate ma insomma è scappata, è un discorso, ma se viene preparato che potrebbe trovare violenza, arriva direttamente già più violento. La parola d'ordine è soprattutto una: deterrenza. Teniamoli lontani facendo vedere che ci siamo, che esistiamo, che collaboriamo, che cooperiamo. La cosa che fanno loro per noi, perché loro per visitare un appartamento, una casa, si organizzano. Noi dobbiamo essere organizzati perché non vengano a casa nostra. E ora siamo in pieno conto alla rovescia per l'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Oggi è una giornata importante perché c'è stata l'inaugurazione del centro coordinamento soccorso. Ci colleghiamo immediatamente in diretta con Fabio Fioravanzi. Buongiorno Fabio. Credo che il collegamento non sia... Eccolo qua.
Allora, grazie per la linea, momenti convulsi. Il prefetto sta ricevendo il sottosegretario agli interni che ci sta raggiungendo, e qui invece con noi c'è il questore di Belluno, che ringraziamo per la gentilezza, che arriva da un'altra riunione perché ci ha presentato i progetti proprio della questura per la sicurezza per quanto riguarda la stagione invernale dei turisti, dall'obbligo del casco all'obbligo dell'assicurazione a dei banner per dare un decalogo di buone maniere. Esattamente, entriamo nel clou della stagione estiva, al di là di quelle che sono le Olimpiadi. Noi abbiamo diversi presidi in tutta la provincia, anche dalla parte di Alleghe, di Arabba e sul versante Agordino, quindi abbiamo deciso di dare un impulso sempre a quello che è la prevenzione, dando dei consigli ultimi, anche perché proprio l'altro ieri degli sciatori fuori pista hanno causato una slavina di oltre 20 metri. Ci preoccupa un po' quindi di sensibilizzare gli sciatori ad adottare quelle che sono le cautele, a partire dal casco, dall'assicurazione, e soprattutto, come abbiamo la nostra indicazione sulla guida sicura con le autovetture, dobbiamo anche darla sullo sciare sicuri, perché quando si va a sciare sia un puro divertimento e non poi una tragedia causata da chi scia senza consapevolezza. Ricordiamo che le pattuglie della polizia impegnate non sono poche, perché avete 6 uomini ad Arabba, una decina a Cortina, 3 a Palafavera, 3 a Selva, 4 a Falcati. Insomma, è un impegno anche importante anche a livello numerico di uomini impegnati a garantire la sicurezza di chi scia. Assolutamente, il capo della polizia, il nostro ministero, ci tiene a fornire questo servizio, che è un servizio che si basa sia sul rispetto delle regole ma anche sul soccorso. Sul soccorso immediato abbiamo anche delle motoslitte attrezzate e tutti gli sciatori hanno a disposizione un defibrillatore per contribuire nell'immediatezza a qualche evenienza che ha caratteristiche più gravi. Grazie mille al questore, vi ricordo siamo qui per questa inaugurazione del centro di coordinamento soccorso. Ricordiamo che fra l'altro le Olimpiadi da domani cominciano, ci sono le prime gare con qualificazioni anche per quanto riguarda l'Italia. Ricordiamo Stefania Candotti che fu medaglia olimpica nel misto, cominciano i gironi di qualificazione con appunto molte gare già domani. La nostra Costantina, appunto, che è cortinese, sarà invece impegnata da giovedì mattina contro la Corea, quindi atmosfera olimpica ormai entrata nel vivo. Noi qui appunto da questo centro di coordinamento soccorso, questa è la sala Interforte, di fianco c'è la sala della protezione civile, ci sono in questo momento altre attività perché non siamo potuti entrare, che è quella specificatamente dedicata alle Olimpiadi, quindi tantissimo lavoro, tantissime persone, anche una certa quale concitazione per coordinare tutte queste attività rivolte alla sicurezza delle persone che a vario titolo, come pubblico, come spettatori, come atleti, come accompagnatori, affolleranno le montagne venete, le montagne cortinese. Da Belluno è tutto. Grazie Fabio Fioravanzi. Dunque, come avete sentito, le riunioni si stanno susseguendo a ritmo incalzante per definire gli ultimi dettagli, e allora ascoltiamo le novità che sono emerse da questi ultimi incontri in questo servizio. La paventata chiusura per qualche giorno delle scuole a Cortina durante le Olimpiadi non ci sarà, e la Apollonio Socrepes si spera possa essere almeno parzialmente utilizzabile. Questi i dati salienti emersi da una riunione svoltasi in prefettura. Rimangono aperte, dalla riunione non sono emerse condizioni per doverle chiudere, quindi la decisione è stata unanime e da parte di tutti quanti le scuole di Cortina rimarranno aperte durante il periodo olimpico. Si è parlato di Apollonio Socrepes? Si è parlato anche di Apollonio Socrepes, però il piano trasporti e viabilità prevedeva già comunque anche senza l'utilizzo dell'Apollonio Socrepes, quindi era già conformato anche in quel senso. Apollonio Socrepes, lo stato dell'arte.
I lavori vanno avanti come programmato, il lavoro di impalmatura è terminato, nei prossimi giorni arriveranno le prime cabine e cominceremo a fare le prime prove. Per le Olimpiadi, durante le Olimpiadi renderemo l'impianto omologato per almeno 1200 posti ora, mentre invece l'impianto poi definitivamente sarà pronto per le Paralimpiadi. Quindi durante le Olimpiadi in parte si potrà usare? Durante le Olimpiadi in parte si potrà usare, quanto esattamente lo verificheremo man mano che i lavori di verifica e collaudo proseguiranno. Dunque, come detto, venerdì la cerimonia ufficiale di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, già mercoledì le prime gare, ed è stato pianificato a livello regionale un significativo potenziamento di personale e mezzi dei Vigili del Fuoco da utilizzare durante i giochi. La strategia è stata quella di avere a Cortina H24 sempre presenti tutte le specialità del Corpo Nazionale che potessero quindi affrontare qualsiasi evento che possa accadere anche in un numero adeguato nel caso Cortina rimanesse isolata. 103 gli uomini dei Vigili del Fuoco specializzati in ricerca sotto le macerie, NBCR, cinofili, movimento terra, soccorso speleo alpino fluviale che saranno impegnati a Cortina in occasione delle Olimpiadi. Le prime unità sono già partite in vista delle prime gare in programma mercoledì. Abbiamo rinforzato le sedi della provincia di Belluno, i 4 distaccamenti che rimanevano, perché anche quelli con strade di minore importanza rispetto all'Alemagna, la strada statale 51, possono arrivare anche loro a dare rinforzi. Rinforzato poi l'asse viario che da Cortina porta all'aeroporto di Venezia, in cui nelle sedi di aeroportuale di Treviso, di Belluno e Pieve di Cadore è stata posizionate delle autogru, un rinforzo di autoscala, di una squadra speciale e anche l'NBCR per interventi con sostanze pericolose. E a Belluno abbiamo l'altro gruppo di movimento terra, sempre per se ci sono problematiche sulla viabilità. Un ulteriore dispositivo sarà impiegato in occasione delle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi e Paralimpiadi in programma a Verona. Per quanto riguarda il comando di Treviso, per i Giochi Olimpici si turneranno tra i 10 e i 15 uomini. Il potenziamento sarà sia locale, essendo il comando più vicino a Belluno, sia di supporto con personale dei nuclei specializzati. Costituito come? Costituito da 9 persone. 5 persone saranno un supplemento di squadra ordinaria dedicata a fare tutta la tipologia di interventi noti che i Vigili del Fuoco sanno ben fare, e 4 persone come squadra, potenziamento squadra NBCR, cioè per interventi che potenzialmente potrebbero essere dedicati appunto al nucleare, biologico, chimico e radioattivo. A Belluno uno sciatore è stato denunciato per disastro colposo per aver provocato una slavina dalla larghezza di circa 20 metri sciando fuori pista. Lo sportivo, tra l'altro, è stato salvato da una squadra della Polizia di Stato, del Servizio di Soccorso Piste e Sicurezza in Montagna. Questa è una notizia dell'ultima ora. In seguito è denunciato un bracconiere invece in provincia di Vicenza. La Polizia Provinciale ha sequestrato armi, munizioni ed uccelli protetti. San Pietro Mussolino, località Cappello. La polizia provinciale di Vicenza pattuglia la zona quando si sentono distintamente alcuni colpi di arma da fuoco. Sono ravvicinati. 2 agenti notano un cacciatore che sta scendendo lungo il pendio. L'uomo, appena se ne accorge, si dà alla fuga verso valle. Durante l'inseguimento a piedi, i poliziotti provinciali vedono che il fuggitivo si disfa di un sacchetto bianco di plastica. Raggiunto l'uomo, gli agenti hanno constatato che la documentazione per la caccia è irregolare, ma nel sacchetto abbandonato vengono trovati uccelli che appartengono a specie protette, 4 fringuelli, un cardellino e un verdone. In più l'uomo aveva una cartuccia a palla calibro 12 senza averne fatto denuncia all'autorità. Nell'abitazione e in 2 magazzini di proprietà del cacciatore gli agenti hanno trovato altre cartucce detenute illegalmente, oltre a diversi materiali privi di legittima provenienza. 4 trofei di capriolo, 1 di cervo, 5 coppie di palchi di capriolo e oltre 31 kg di carne di ungulato. Alla fine l'uomo, residente a San Pietro Mussolino, è stato denunciato. Serata di paura venerdì scorso a San Pietro Ingù, dove una lite tra giovanissimi è degenerata in una violenta rissa.
Ho avuto notizie che dei giovani hanno compiuto un'aggressione, hanno fatto degli atti di violenza in piazza e nei locali di un bar qui del centro. Sono state chiamate le forze dell'ordine che sono uscite, però i giovani si erano già dileguati. Al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri e quindi siamo in attesa di capire gli esiti di questa triste vicenda. Una discussione nata per vecchi rancori, poi le urla, la tensione che sale e infine la violenza. È quanto accaduto venerdì sera poco dopo le 23 nel centro di San Pietro in Gu, dove una rissa ha coinvolto una ventina di ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Secondo le prime ricostruzioni tutto sarebbe iniziato tra alcuni minorenni italiani e stranieri. In pochi minuti il litigio è degenerato, sono volati bicchieri e bottiglie, alcune infrante in mezzo alla piazza mentre i presenti cercavano riparo. Momenti di panico con la gente in fuga e diversi testimoni che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute più pattuglie dei carabinieri della compagnia di Cittadella, affiancate da un'ambulanza del SUEM 118. Un ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi, mentre altri giovani sono stati identificati dai militari. Un episodio che riaccende i riflettori sul tema del disagio giovanile, come sottolinea il sindaco. Questo insomma è un campanello d'allarme, nel senso che anche nei piccoli centri come San Pietro in Gu purtroppo registriamo questo fenomeno che non deve essere sottovalutato. È un campanello d'allarme, un monito, perché dobbiamo impegnarci sempre per i nostri giovani, cercare di ascoltarli, coinvolgerli in azioni positive per evitare che fatti come questo accadano. I carabinieri di Schio hanno arrestato un quarantenne per maltrattamenti in famiglia, la denuncia della compagna esasperata. Una vita d'inferno, quella patita da una donna, culminata in angherie in famiglia che hanno spinto il tribunale a ordinare ai carabinieri di portare in carcere un vicentino quarantenne, residente a Schio, già conosciuto dalle forze dell'ordine. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari per una condanna definitiva legata ai reati contro il patrimonio. Nei giorni scorsi però è stato denunciato dalla compagna per maltrattamenti in famiglia. Gli episodi di presunta violenza fisica e psicologica si sarebbero ripetuti a seguito di furibondi litigi e per questo la donna si è rivolta ai carabinieri. Non ne posso più, ha denunciato. Il giudice, sentito il pubblico ministero, ha quindi disposto l'immediato aggravamento della misura. Così il GIP ha incaricato i carabinieri del capitano Francesco Grasso di trasferire il quarantenne in carcere a Vicenza. L'uomo adesso sarà sentito dal GIP per l'interrogatorio di garanzia e in quella sede potrà difendersi. E ora invece diamo spazio alla denuncia che ci arriva da alcuni residenti di San Trovaso di Preganziol, perché qualche sera i lampioni non si accendono e le strade sono completamente buie e i residenti dicono abbiamo paura. L'oscurità che non accendano i lampioni di sera è pericoloso per i pedoni, per le aggressioni, per i furti. Capita che 1 o 2 sere minimo non c'è la luce, è tutto buio qua. Teniamo noi accese le luci di fuori di casa fino a una certa ora per fare un po' di luce. Ogni tanto questa strada è al buio e poi il giorno dopo si accende e magari è al buio quella che c'è dietro. C'è un po' di pensiero perché appunto viene buio presto e quindi sì, sono facilitati i ladri, ecco. Da via Mamelia a via Silvio Pellico, da via Primo Maggio a via Vittorio Veneto. C'è preoccupazione tra i residenti delle 5 laterali della centrale via Franchetti a San Trovaso di Preganziol. Succede infatti che un paio di volte al mese qui i lampioni alla sera non si accendano, facendo piombare nell'oscurità le strade, come dimostrano queste foto. Un quartiere, denunciano i cittadini, che dopo la chiusura di diverse attività commerciali, ultimi in ordine di tempo il mini market e il panificio, sta lentamente morendo. Sembra un dormitorio, cioè gente che viene solo qua a dormire, perché perfino anche la stazione non ha più movimento, perché specie la sera si ha paura a scendere dal treno e ritornare a casa col buio. Se non sono obbligata evito di uscire perché sono terrorizzata. Quello delle illuminazioni in questa zona di San Trovaso è un problema già noto al comune di Preganziole, che ha incaricato Contarina, ente gestore, di effettuare una verifica specifica per individuarne le cause. È emersa una criticità nel sottosuolo dovuta ad una linea particolarmente vetusta.
soprattutto in condizioni particolari di umidità o di temperatura, è più sensibile ai cambiamenti esterni di questi parametri e di conseguenza può dar luogo a degli spegnimenti momentanei. 12.000 euro il preventivo richiesto per un intervento nei pozzetti sotterranei che prevede una escavazione e sistemazione di un tratto di 50 metri. Quindi un intervento impegnativo, sicuramente importante, e che ci impegniamo ovviamente a poter realizzare anche con la disponibilità di risorse economiche che ci impegniamo ad individuare da qui ai prossimi mesi. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Ora parliamo di agricoltura e di quelle che sono le preoccupazioni, ma anche le speranze e la fiducia per l'andamento dell'agricoltura nel 2026 e il punto con le associazioni di categoria. Secondo Agricoltura d'Italia, quella del Veneto, settore fondamentale anche per la provincia di Padova, all'orizzonte l'accordo Mercosur, contro cui compatte si stanno battendo le associazioni dei coltivatori, è l'acqua, la risorsa preziosa di cui le categorie si stanno occupando. Nei cassetti dei consorzi di bonifica numerosi progetti, da Padova l'appello alla Regione. La politica senza soldi è filosofia, sull'acqua non possiamo fare filosofia, noi dobbiamo avere le risorse. I consorzi di bonifica devono avere le risorse sia per la parte di manutenzione, voglio ricordare anche tutti i danni che arrivano dalla fauna selvatica, da una mala gestione della fauna selvatica, le nutrie nel caso dei corsi d'acqua, ma anche per riuscire a mettere a terra quelle opere necessarie per la salvaguardia dei cittadini, ma anche per la salvaguardia dell'ecosistema e della produttività. Il nostro paesaggio della provincia di Padova è fortemente segnato dalla presenza di acqua e dal lavoro fatto negli anni dai consorzi di bonifica, per cui noi vogliamo che il territorio venga mantenuto quello che è, vogliamo poter continuare a produrre. Un'agricoltura capace di usare i fondi messi a disposizione. È stata appena chiusa, come dicevamo, la programmazione 2014-2022 e anche per l'ennesima volta il Veneto risulta una regione leader da questo punto di vista, spendendo tutta la dotazione, oltre 1,5 miliardi di fondi a disposizione, 26.000 aziende che ne hanno beneficiato, ma soprattutto 2.100 nuovi giovani che si sono insediati, di cui, questo è un dato che mi dà particolarmente soddisfazione, il 26% di questi giovani sono donne. Dalle categorie un appello ai consumatori. Trovo assurdo mangiare le fragole quando non è stagione di fragole o viceversa. Abbiamo una stagionalità, mangiamo quello che le stagioni ci portano a produrre. I nostri agricoltori sanno produrre bene, sanno produrre sano, per cui sta a noi scegliere queste derrate alimentari che sono tra l'altro ottime, di ottima qualità e controllate. L'appello è quello di consumare prodotti locali, perché i prodotti locali sono sani, sono tracciabili e sono certificati. Invece è molto grave la crisi che si sta verificando nella laguna di Venezia per quanto riguarda la pesca. Non c'è nessuna vongola, le flotte sono ferme da 14 mesi. Legacoop con i pescatori ha indetto una manifestazione per chiedere incentivi a Regione e Governo. Per quanto riguarda la perdita di fatturato, parliamo quasi 2, 3, 4 milioni di euro di fatturato perso. La pesca delle vongole è ferma da più di 14 mesi, una moria che ha colpito i bivalvi e che non ne ha risparmiato nemmeno uno. Quello che si pesca ormai è pari a zero. Un risultato che non è confortante per quanto riguarda la pesca delle vongole di mare, 17 mesi che più di un centinaio di imbarcazioni sono sostanzialmente a casa, non ci sono grandi aspettative rispetto alla risorsa e quindi avremo di fronte altri 12-14 mesi di attesa per capire se la risorsa ci sarà oppure no. All'origine di questo il cambiamento climatico che comporta piogge molto intense e dunque una quantità importante d'acqua dolce che si scarica in laguna, cambiando la salinità dell'acqua, dunque l'ecosistema ottimale per far crescere le vongole. E di fronte ai cambiamenti climatici, di fronte all'innalzamento della temperatura, queste piogge scroscianti improvvise che caricano la salinità di acqua dolce e altre di sostanze di cui non riusciamo a capire, ha creato questa moria incredibile che dura ormai da 17 mesi. Quello che accade è che ci sono pescatori fermi da oltre 14 mesi. Si calcola che sarebbero circa 700 le partite IVA dismesse, un problema ambientale che diventa necessariamente economico. In termini economici il settore viene devastato da questa moria, in termini
di persone che restano a casa, abbiamo circa 130-140 imbarcazioni con un numero di addetti che varia tra i 200 e i 250 addetti più tutto l'indotto. L'Ecacoop con i pescatori annuncia una manifestazione per chiedere al governo non solo regionale ma anche nazionale degli incentivi per poter agire sulla salvaguardia dell'ambiente e salvare anche tante famiglie che vivono di pesca. È un dramma sociale, un dramma culturale, un dramma economico, non possiamo più andare avanti così. Quello che stiamo chiedendo alle istituzioni, al Ministero e chiederemo alla Regione anche attraverso una manifestazione che faremo a breve a Venezia con le imbarcazioni, pacifica ovviamente, è quella di sostenere questo settore. Ed ora la politica, tutto secondo le previsioni in provincia di Treviso, dove è stato eletto presidente della provincia Marco Donadel, sindaco di Roncade. Grazie. Col passaggio della fascia della campanella, da ieri sera Marco Donadel è il 15° presidente della provincia di Treviso da quando è nata la Repubblica Italiana. 45 anni, consulente finanziario, sindaco di Roncade, comune dove è nato e che guida dallo scorso anno dopo una prima esperienza da consigliere comunale e poi da assessore alla sicurezza, però al comune di Mogliano. Elezione particolare in quanto slegata dal Consiglio, che invece andrà a elezioni in autunno. Per questo il suo primo impegno è politico. Condividerò con tutto il Consiglio provinciale quelli che sono gli obiettivi principali e magari porterò anche qualche esigenza che ho ascoltato in queste settimane in tutta la provincia di Treviso. Attenzione particolare ai piccoli comuni, utilizzando gli 8 milioni di euro di tesoretto lasciato dal presidente uscente Stefano Marcon. I comuni più piccoli fanno più fatica perché tante volte hanno anche difficoltà di personale, di gestione degli uffici e pertanto dare un aiuto, una spalla per fare in modo che i sindaci riescano a calare sul territorio quelli che sono i loro programmi elettorali, credo sia un qualcosa di importante. Attenzione anche alla viabilità con i 1200 km di strade provinciali, ma anche ai giovani con palestre e centri sportivi in un programma di lavoro con un sogno nel cassetto per il trasporto pubblico. Il sogno sarebbe quello di arrivare ad un biglietto unico, ma logicamente questo non spetta, non sono scelte che spettano solo alla provincia, ma spettano alla regione. Tra le situazioni che il presidente Donadel si troverà ad affrontare, una è quella della possibile diaspora dei comuni a confine con la rinata provincia di Pordenone, economicamente non solo più attrattiva. Ma cosa succede? Se ne vanno in Friuli e poi diventiamo noi comuni di confine? No, bisogna dialogare, bisogna tornare a fare in modo che le province siano votate dai cittadini e che tornino ad avere le competenze come le avevano qualche anno fa. Un nuovo e complesso incarico, quello da presidente della provincia, che però non sminuirà quello da sindaco di Roncade. Mi impegnerò al 100% a Roncade e da oggi anche come rappresentante di tutti i sindaci della provincia di Treviso. E dalla provincia di Treviso al capoluogo della provincia di Treviso, perché torna la cosiddetta zona rossa. Per tutte le novità ci colleghiamo in diretta con Elena Dal Forno. Buongiorno Elena. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Bene, proprio qualche minuto fa il sindaco Mario Conte, uscendo dal vertice che ha fatto questa mattina in prefettura, ha confermato che da partire da sabato, quindi da questo sabato e per 2 mesi, quindi per 60 giorni, tornerà a Treviso la zona rossa. Zona rossa che questa volta sarà molto più estesa rispetto alla volta precedente, quindi comprenderà la parte dietro della stazione, parliamo di via Dandolo e via San Zeno, ovviamente tutta la parte che va da via Roma fino a Piazza Borsa, quindi anche i giardinetti di Sant'Andrea, quindi anche via Fiumicelli, zone particolarmente prese d'assalto da baby gang o da stazionamenti piuttosto molesti nei giorni passati, o comunque teatro di lotte o di risse o di accoltellamenti o di piccoli episodi anche di molestie che hanno subito persone che lavorano per esempio al supermercato. Quindi confermiamo che da sabato il sindaco Mario Conte con il prefetto Sidoti hanno stabilito di riaprire la zona rossa. Stavolta sarà
più estesa rispetto alla volta precedente, e il sindaco ha anche confermato che nella scorsa volta solo 6 persone sono state allontanate con dei DASPO dalla zona, diciamo, della stazione di Via Roma. Quindi non numeri altissimi, ha detto, però numeri che ci hanno consentito di riportare la sicurezza in città. Quindi si è detto particolarmente felice di questa scelta del prefetto per rimettere, diciamo, quella sensazione di sicurezza percepita nelle persone. Ecco, ha detto anche che non sarà questo un pretesto per sguarnire la città dei controlli o dagli altri controlli, quindi sarà solo un rafforzamento in quella zona di misure che potranno essere, come dire, più efficaci per allontanare le persone moleste. Detto questo, c'è stata anche una nota, così chiamiamola un po' polemica e politica, nel senso che nei giorni scorsi, il mese scorso, Fratelli d'Italia aveva detto che il sindaco dovrebbe estendere la zona rossa dietro la stazione. Ora che questa cosa è stata fatta, lui dice: se Fratelli d'Italia ha qualcosa da dire lo dica al prefetto, perché non sono io che stabilisco le zone rosse, ma è il prefetto. Dunque, polemica spenta. Lui ha detto: la prima cosa che conta è che i cittadini tornino di nuovo a sentirsi tranquilli e sicuri in quelle zone che sono state effettivamente teatro di molti episodi di cronaca e violenza cittadina. Saremo un po' più precisi poi nei TG serali con l'intervista completa al sindaco Mario Conte su questo tema, e per il momento, Filippo, ti restituisco la linea. Grazie Elena Dal Forno, in collegamento in diretta da Treviso con la collaborazione tecnica di Simone Merlo. Si sono incontrati per la prima volta nei nostri studi il patriarca di Venezia Moraglia e il presidente della regione Stefani. In questa occasione il Monsignor Moraglia ha voluto anche approfondire una riflessione importante per quello che riguarda i giovani. Sentiamo. Quando parliamo o c'è l'idea del metal detector, è una sconfitta per questa società? Tutte le leggi che sono fatte per contrastare dicono una situazione emergenziale. Però la società deve tener conto anche che esistono queste realtà che in qualche modo vanno colte per poterle superare. Quindi certo il metal detector è l'estrema ratio, però unita ad altri tipi di incontro con i nostri giovani, deve essere l'inizio, direi, di un modo diverso di concepire anche l'ingresso dei giovani nella società. Un ritardo eccessivo dei giovani nel potersi realizzare ci interpella, perché è una forse delle cause di deresponsabilizzazione. Come anche credo sia importante avere con loro un vocabolario che comprende la parola diritti, perché i giovani hanno dei diritti, ma anche la parola doveri, perché i giovani hanno anche dei doveri. Credo che si possa costruire anche una società diversa. Ecco, la società diversa dipende in genere dagli adulti, che poi passeranno il testimone all'altra generazione, che però in parte hanno prodotto loro, in gran parte hanno prodotto loro. Quindi il tema dei giovani interpella soprattutto il tema degli adulti, dei contesti culturali, sociali in cui i nostri ragazzi trovano o non trovano una possibilità per diventare persone responsabili. L'importanza degli incontri, delle relazioni, e naturalmente l'incontro col padre, con la madre, con i fratelli, con una comunità allargata. Ecco, questo credo che siano la sfida che noi dobbiamo cercare di raccogliere in una società tecnoscientifica dei contatti dove mancano gli incontri. Noi abbiamo i nostri ragazzi che hanno contatti in una giornata infiniti, ma non incontrano un volto umano. Sì. E allora cosa abbiamo? Dei tecnocrati
delle persone che mancano di empatia. A me colpisce vedere che i grandi geni dell'intelligenza artificiale arrivano a un certo punto in cui dicono manca l'empatia. Lei immagini quando tante cose della nostra vita sociale, familiare, personale, politica, militare saranno affidate all'intelligenza artificiale. Ecco, già dovremmo avere la capacità di dire non è giusto chiamare questi supporti tecnici che sono il futuro intelligenza. Cioè, è sbagliato. È non è intelligenza. E ora parliamo di una polemica politica scoppiata a Bassano del Grappa dopo la decisione da parte del comune di intitolare la sala di Angarano in via Sabbionara a Sergio Ramelli, un giovane studente milanese che militava nel fronte della gioventù, vittima degli anni di piombo. Quella scritta Antifa vergata sulle pareti esterne e nei dintorni della sala Angarano all'inizio di via Sabbionara potrebbe avere i giorni contati. La stanza nell'edificio di proprietà comunale, usata anche come centro prelievi, sarà infatti intitolata a un giovane studente milanese che militava nel fronte della gioventù alla giovanile del Movimento Sociale Italiano. Nel 1975 Sergio Ramelli aveva 18 anni quando morì in seguito all'aggressione subita da esponenti di estrema sinistra condannati in via definitiva nel 1990. Ora il suo nome sarà anche a Bassano. Abbiamo risposto a quella che è stata un'indicazione da parte del Consiglio Comunale e qualche mese fa era stata portata una mozione che poi è stata approvata e quindi abbiamo individuato quella sala, Sala Angarano, come sala da intitolare a Ramelli. La decisione della Giunta è stata accolta molto positivamente dall'europarlamentare di Fratelli d'Italia Elena Donazzan, che ha rinfacciato al PD il voto contrario in Consiglio Comunale a maggio. Se c'è una persona che è divisiva e che non riconosce i martiri di Bassano del Grappa, e lei quindi non ha titolo per fare considerazioni di questo tipo. Al netto di questo è la dimostrazione, proprio quelle considerazioni sono dimostrazione di quanto avevamo ragione e di quanto pretestuosa fosse quella mozione. Campagnolo ribadisce la scelta e parla di strumentalizzazione. Fratelli d'Italia ha voluto fare un'azione identitaria che non ha diviso il Consiglio Comunale solo tra maggioranza e opposizione, che già questo sarebbe un fatto grave, perché quando si intitola qualcosa a qualcuno bisognerebbe che ci fosse l'unità da parte del Consiglio Comunale, ma anche la stessa maggioranza. Basta andare a vedere le votazioni, insomma. Ecco. Quindi mi pare che avevamo ragione, che purtroppo questo ragazzo sia stato strumentalizzato. Io penso che quando si intitola una sala da una persona non esistono colori politici, ma se abbiamo deciso di intitolarla è proprio per quello che ha vissuto questa persona e per le sofferenze che ha dovuto sopportare, e quindi anche alla luce di quello che abbiamo visto nei giorni scorsi a Torino penso che rivendicare principi come la democrazia e la libertà anche di manifestare senza poi incorrere in atti di violenza sia doveroso da parte di tutti. Ci fermiamo ancora per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Ora andiamo a Rosà per ascoltare quello che ha raccontato ai nostri microfoni l'ingegnere Menegon. Lo ricorderete, il super perito contro i velox irregolari, il quale poi peraltro si è allontanato per 23 giorni, una vicenda che aveva fatto molto discutere, ma sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. È la coscienza della gente che è messa in gioco. È il fatto che questo sistema deve essere riformato. Io, a conclusione di questa roba e nel momento in cui ritengo di aver raggiunto l'apice del pericolo, di quelle famose paure che avevo, è che non so più chi è il mio nemico. Non credo che il mio nemico siano i calabresi. Non lo credo. Credo che il pericolo venga da altre parti. A ruota libera, lasciando però tanti dubbi ancora aperti, l'ingegnere Antonio Menegone, il super perito nella battaglia contro i velox irregolari, che ha voluto spiegare il perché del suo allontanamento e soprattutto ha raccontato le vicende che lo hanno riguardato in prima persona relative al suo lavoro che sta portando avanti da oltre 20 anni, consulenze e indagini che ha svolto, risultando per qualcuno forse persona molto scomoda, cominciando dalla nomina nel settembre 2023 a consulente della Procura di Cosenza per i velox. Avrebbe smascherato, a suo dire, un giro d'affari ben preciso con nomi e cognomi. Aperto il processo, si era detto che avrebbe dovuto testimoniare, fatto che lui stesso smentisce oggi.
Io non ho mai avuto nessuna convocazione e ritengo che mai avrò una convocazione. Per che motivo? Perché la mia perizia che ho depositato, che mi è stata pagata, è stata seppellita. Menegon parla di dispositivi mai omologati e ugualmente attivati, di interessi dei cittadini non rispettati. C'è questa differenza che vede il cittadino visto in una maniera che ha molte meno tutele di quanto succede per un qualsiasi funzionario di pubblica amministrazione. E questa è una cosa che mi amareggia molto. Lei si è sentito minacciato dallo Stato? Da poteri dello Stato. Io credo che anche nel passaggio tra molte delle vicende che mi sono occorse anche sotto il profilo giudiziario ci sia alla fine un suggeritore. A volte dico che sono diventato il cospito della giustizia, cioè un'entità in cui viene riconosciuta come una persona pericolosa. Da Rosà andiamo a Montebelluna per raccontarvi un'altra storia, quella di Don Giovanni Gatto, il quale ci racconta perché ha deciso, con una decisione sofferta ma convinta, di cambiare vita. Riflettendo sul tema dell'innamoramento, io, precisando che non ho nessun innamoramento in corso, là mi sono proprio posto la domanda fortissima sul celibato. Ma se devo continuare così, io ho detto non ce la faccio. E la prima affermazione che mi sono fatto dentro il mio cuore è stata questa: voglio vivere e voglio veramente avere una donna accanto. Così Don Giovanni Gatto, 51 anni, ci racconta la decisione di cambiare vita, una scelta che ha spiegato in una lunga lettera inviata a Papa Leone XIV, prima a servizio dell'Arma dei Carabinieri, poi oltre 20 anni di vita dedicata al sacerdozio, una scelta convinta che non lascia spazio però a nessun ripensamento. La preghiera non è mai venuta meno, dopo tanta preghiera io ho detto: adesso, caro Gesù, io amo tantissimo e Gesù lo sento sempre fortissimo dentro di me e sempre lo avrò con me, perché il sacerdozio non lo rinnegherò mai. Il sacerdozio non lo rinnegherò mai perché lo sento sempre nel mio cuore, questo grande sacramento che ho ricevuto, però io mi sento ora di viverlo diversamente. Lo ripete, non c'è nessuna persona nella sua vita oggi, ma desidera trovarla. In passato ci sono state donne che lo hanno colpito e forse hanno contribuito a questa scelta. Ce n'è stata una che sì, mi ha toccato in modo particolare, ma che sia io che anche questa persona, con molto rispetto e delicatezza, giustamente abbiamo detto meglio aspettare, quindi è meglio un attimo adesso vedere il da farsi. Dopo, tra me e me, io anche dico, magari dopo potrà anche darsi che non è quella la persona indicata. Di proposte per un suo futuro lavorativo ne ha già avute diverse. Una lo porta a Roma come coordinatore di una casa famiglia, ma questo, ci dice, lo valuterà dopo. Su una cosa però Don Giovanni è sicuro: per la Chiesa è tempo di cambiare. Ma io penso che è arrivato il tempo, che è maturato il tempo di fare una riforma. Penso di sì, per ovviamente il celibato facoltativo, perché comunque io apprezzo anche tantissimo chi lo riesce a vivere benissimo, come invece però ad esempio tanti come me, io ho tantissimi amici sacerdoti che hanno lasciato. E una notizia che dell'ultima ora che viene ribattuta da tutte le testate nazionali, ve la facciamo vedere in questo caso dalla home page del Corriere della Sera. Vannacci lascia la Lega, oggi l'annuncio ufficiale, lo conferma in un messaggio inviato a Salvini. Come sapete c'è già anche un partito di Vannacci, si chiama Futuro Nazionale, del quale evidentemente il generale sarà segretario. Ed ora parliamo di un progetto che è stato avviato al Villaggio del Sole a Vicenza per contrastare il vuoto educativo e promuovere l'integrazione sociale.
le famiglie e soprattutto i soggetti del quartiere hanno bisogno di trovare dei punti di riferimento sempre di più, e la scuola è un soggetto che deve aprirsi anche ad altre funzioni integrative alla didattica per combattere la povertà educativa, ma anche banalmente. Cosa facciamo al pomeriggio? Non tutte le famiglie hanno la possibilità di accedere a servizi a pagamento o in altre parti della città. Ecco, qua biblioteca, scuola e campi sportivi e del territorio si aprono per un uso promiscuo e anche condiviso dei beni comuni. Al Villaggio del Sole è un progetto pilota che sarà esportato anche in altri quartieri, basato sugli strumenti dei patti educativi di comunità per coinvolgere bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni. La scuola, la parrocchia, la biblioteca bertogliana, l'IPA per i minori e altre istituzioni e associazioni organizzeranno laboratori negli orari extrascolastici per offrire proposte di coesione e integrazione sociale. Baricentro dei laboratori proposti, il campo da basket e le strutture annesse che diventeranno una sorta di nuova agorà del quartiere. Sono 3 tipologie di laboratori: laboratori espressivi, laboratori corporei, laboratori artistici, che avranno la funzione di essere strumenti educativi. Perché questo? Perché le competenze non cognitive non sono specifiche di una disciplina, non sono dentro solo le scienze, dentro la matematica o dentro l'italiano, ma attraversano tutte le discipline. Quindi spazi che in questo momento hanno delle funzioni molto precise e che invece vanno a intersecarsi e a rendersi più fluidi. In questo modo sia i bambini, i ragazzi, i genitori, ma tutto il quartiere, tutta la comunità può trovare modo di investire il proprio tempo in una maniera innovativa, costruendo fondamentalmente relazioni più qualificanti. Era l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG, alla regia Francesca Pezzo ed Edoardo Paris. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi naturalmente dalle 21:15 circa l'appuntamento con il nostro talk show Focus condotto dal direttore Luigi Bacialli. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.